I cancelli sbarrati da ormai 20 anni, la vegetazione che cresce incolta ovunque, lo stato di abbandono più totale. Eppure ci troviamo in uno dei siti che il governo vorrebbe destinare all'emergenza profughi. In provincia di Treviso, qui alla caserma Masette di Codognè, ex deposito di armi e munizioni USAF, si vorrebbe dare ricovero a chi fugge dal proprio paese. Che sia un'ipotesi difficilmente praticabile pare chiaro a chiunque. La caserma è proprio diroccata al massimo, proprio è 20 anni che è chiusa. È troppo in disuso, non è possibile far venire qua gli immigrati, sarebbe un'ingiustizia anche per loro, perché veramente è in abbandono da 30 anni, quindi è tutto coperto da... Dove li possono mettere non so proprio. Così non va bene, cioè devono fare le cose prima, fatte bene e allora viviamo tutti bene in società. Il sito andrebbe risistemato da cima a fondo ed avrebbe dei costi esorbitanti. Ci vuole una botta di soldi per metterla a posto. Dopo non so. Discariche a cielo aperto, così la regione ha bollato i 5 siti militari dismessi che dovrebbero servire a gestire la sempre più pressante emergenza dell'arrivo dei profughi. Oltre alla caserma Masetta di Codognè, il governo ha individuato altri 4 punti, a Meolo, a Ceggia, a San Giorgio di Livenza e ad Abano Terme. Intanto nella Marca una quarantina di migranti, tra gli ultimi arrivati, trovano ospitalità nell'ex canonica Povegliano ed in una struttura privata di via Castellana nei pressi della Madonnina. Soluzioni tampone a cui l'Anci Veneto vorrebbe trovare una risposta definitiva con l'allestimento di un centro di accoglienza regionale.